Rieccoci insieme, cari telespettatori, come sempre con lo CGIL del Veneto, e parliamo, vista anche la ricorrenza, come sempre, come ogni anno, e anche lo facciamo più volte all'anno, delle mafie, perché il sindacato dei pensionati della CGIL fa formazione anche con i giovani, fa sensibilizzazione relativamente al ormai dilagare del fenomeno delle mafie presenti sul nostro territorio, con varie iniziative, con diverse attività. Adesso quelle in presenza sono praticamente impossibili, però le iniziative virtuali ci sono, lo stimolo c'è, bisogna parlarne, bisogna continuare a tenere presente questi elementi, perché non il fatto che ci sia la pandemia ferma l'attività o il radicamento sempre più forte e il business delle mafie. Quindi per parlarne, come sempre, con noi abbiamo la nostra ospite, ben ritornata Rosanna Bettella, grazie di essere qui con noi, segretaria CGIL Veneto, e siamo collegati con Chiara Bonato, ben ritornata anche lei, segretaria generale dello CGIL di Vicenza. Grazie Chiara Bonato. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Perché parleremo anche del territorio di Vicenza, le diverse iniziative, parleremo anche delle scuole. Però cominciamo con Rosanna Bettella, un titolo che è un po' una provocazione, non è neanche una provocazione, un dato di fatto. In Veneto la mafia esiste e la lotta alla legalità, la lotta della legalità contro la criminalità organizzata nella nostra regione è molto presente, però qui non si tratta solo di criminalità organizzata, sono proprie mafie che sono arrivate, si sono trapiantate, stanno operando in modo indiscriminato. Ci sono tanti beni confiscati, voi aderite anche a Libera, no? Sì, diciamo che questo è il mese, no, in cui si celebra comunque la giornata nazionale per la memoria delle vittime di mafia. E noi come sindacato, come organizzazione sindacale, siamo molto impegnati sul tema della legalità, come dicevi. Insomma, per noi è fondamentale, fa parte dei nostri valori, dei nostri obiettivi, e quindi pur in questa situazione, attraverso i videoconferenze, purtroppo non possiamo fare assemblee pubbliche, non possiamo essere nelle piazze come è nella nostra natura, diciamo. No? Però continuiamo le nostre attività, abbiamo trovato queste altre forme, perché sulla legalità non si può assolutamente lasciar perdere, non si può girare la faccia dall'altra parte, ma anzi bisogna continuare davvero a fare educazione, a raccontare, a spiegare. Tu dicevi, no, che le mafie nel Veneto sono arrivate, no? Sembra quasi che abbiano colonizzato, o comunque noi diciamo che le mafie come fenomeno, insomma, non è che hanno un territorio o un altro in particolare privilegiato. Certo, nella nostra storia, nella storia del nostro paese si sono sviluppate soprattutto nel meridione, no? In Sicilia, poi in Campania, in Calabria. Qua noi abbiamo questa visione della mafia legata proprio a questi territori, ma ha un suo perché, ha una storia, non è perché i meridionali o le persone del sud sono, perché c'è sempre il pregiudizio, no? O lo stereotipo che sono tutti mafiosi al sud. No, il fenomeno mafioso, che è un fenomeno criminale, è un fenomeno, come ha spiegato bene stamattina il docente Isaia Sales nell'iniziativa che lo SPI di Verona ha fatto questa mattina, sempre in videoconferenza. Le mafie nel sud sono attività criminali, ma come tante altre attività criminali, se pensiamo non so, la pirateria, il banditismo, sono sempre state debellate poi dalla giustizia dello Stato, dalla difesa dello Stato, quindi dagli eserciti, dalle forze di polizia, dalle forze pubbliche. Nessuna di queste ha vinto, solo la mafia stranamente sembra aver vinto, e questo invece, diceva il professor Sales, ci dà la dimostrazione che la mafia esiste laddove c'è una parte del potere dello Stato che è collusa,
che permette questo, e le mafie si sono sviluppate, si sono create perché c'era una connivenza con il potere statale, diciamo, no? Guarda, allora, vedere le mafie da questo punto di vista ci angoscia un po', perché vuol dire che non tutte le istituzioni, no, sono sane in questo paese. E invece vorremmo che assolutamente lo fossero, perché le istituzioni sono la linfa vitale dello Stato, della democrazia, e quindi le mafie, essendo attività criminali, dovrebbero essere assolutamente combattute e sconfitte. Eppure sono ormai più di un secolo che parliamo di mafie, e adesso ne parliamo anche qua al nord. E non è che c'è stato un esercito di omini del sud che si sono incamminati verso il nord e hanno fatto attività mafiosa qua. Sì, qua hanno trovato, come sempre, un terreno assolutamente fertile. Naturalmente poi abbiamo anche lo stereotipo della mafia o dei mafiosi come quelli che sparano, no? La lupara, la coppola, anche omicidi efferati, cioè, tutti gli attentati dei giudici, di tante personalità della magistratura, della giustizia, eccetera, per la maggior parte sono avvenute nel sud Italia, certamente, perché la criminalità mafiosa là è molto più radicata e diffusa. No? Certo. Qua da noi abbiamo quasi nulli questi esempi, queste attività così di uccisioni, no? di omicidi o quant'altro. Qua c'è ricchezza, noi siamo la parte più ricca del paese, il nord-est, ma anche la Lombardia, l'Emilia Romagna, e guarda caso ormai, bisogna veramente dirlo, non possiamo più parlare di infiltrazione mafiosa, ma di radicamento, perché dove c'è ricchezza c'è anche la possibilità che queste attività criminali si incistano, rimangano, perché trovano linfa vitale. Ecco, qui infatti vediamo questa slide. In Veneto la mafia esiste, non possiamo più parlare di infiltrazioni ma radicamento. Questa cartina ci mostra appunto dove sono state trovate, quindi vedendo la banda della Magliana, Cosa Nostra, con azioni nel Bellunese, ma non soltanto. Abbiamo poi l''ndrangheta, sempre Treviso, Venezia, Verona, criminalità campana nel veronese, clan Aniello Fiumana, lo leggo perché è scritto magari in piccolino, che ha agito sempre nel veronese, la Cosca Dragone Arena nella veronese, i casalesi, sempre Verona, Vicenza, ma anche Padova, poi il clan Madonia, Vicenza, la criminalità cinese nel trevigiano, tutta l'area sostanzialmente, Padova compresa, poi Rovigo, Cosa Nostra, la criminalità dell'est Europa, Padova ma anche Rovigo, il clan Lo Piccolo, e abbiamo anche lì verso Portogruaro, San Donà, Treviso, Venezia, clan Di Lauro, clan Licciardi, clan Laudani, clan Moccia, cioè, se facendo l'elenco, leggendole tutte, uno resta esterrefatto. Guarda che questi sono i fenomeni più evidenti per i quali c'è la criminalità nigeriana, anche... non volevo dimenticarla perché sennò facciamo un torto a qualcuno. C'è anche quella che è soprattutto nella zona, sappiamo, a Padova. Sì, perché questi sono i fenomeni per cui anche ci sono dei processi in atto. E ci auguriamo, insomma, che vadano a buon fine. Anzi, voglio ricordare che in tutti i processi contro le mafie la CGIL si è costituita parte civile. Perché? Perché la mafia, siccome come opera qua da noi, opera attraverso per esempio l'acquisizione di imprese che magari erano sane e che poi degenerano perché sono assolutamente, diventano imprese in cui i contratti di lavoro non sono veri contratti di lavoro, in cui c'è sfruttamento, in cui c'è, e quindi il sindacato in primis è veramente chiamato in causa, parte in causa in maniera forte ed evidente. Per questo, insomma, c'è la costituzione di parte civile in ogni processo di mafia.
per analogia, riferimento a quanto lei diceva prima, segretaria, che ne parlava il professore, anche da noi c'è radicamento con le istituzioni e l'abbiamo visto per quanto riguarda Eraclea, non solo. Infatti volevo... Allora, se lo Stato vuole la mafia, la sconfigge in poco tempo, certo, come mi sembra sia successo in epoca fascista. Se non lo fanno mi domando perché e mi do una risposta a quello che lei diceva, ha riferito il professore, sì, che ne certo, abbiamo parlato anche noi con un docente universitario, il professor Parbonetti, dicendo il radicamento esiste e persiste nel momento in cui c'è il coinvolgimento certo, in altre sfere. Sì, beh, l'unica cosa che contesto di questa affermazione è che durante il fascismo non ci fosse mafia, c'era comunque. Addirittura la mafia per 100 anni e più, fino a dopo il dopoguerra, faceva parte dell'ordine pubblico in qualche modo. Lo Stato si serviva della mafia per mantenere l'ordine pubblico in alcune zone, in alcuni territori, per cui non è vero che c'è stata una parentesi, ecco, non c'è mai stata parentesi, purtroppo. Per quanto riguarda quello che diceva lei, sostanzialmente anche il discorso del coinvolgimento di aziende nel territorio, ci sono delle cose che voi insegnate anche parlando nelle scuole, parlando alle persone a cui stare attenti, situazioni che possono essere a rischio? Leggo anche questo messaggio: penso che la crisi economica attuale, soprattutto futura, vada a nozze con i criminali mafiosi, le istituzioni sono tutte responsabili e spesso conviventi, saluti. Infatti, diciamo che non tutte le istituzioni sono conviventi, perché sennò saremmo veramente messi male. Facevi riferimento al caso di Eraclea, no? Di un comune, e là chiaramente invece la connivenza c'è stata, e addirittura noi pensavamo che quel comune, perché erano coinvolti il sindaco, il vice sindaco e l'ex sindaco, no? Venisse commissariato quel comune, cosa che non è avvenuta, purtroppo. Ancora siamo un po' perplessi rispetto a questa decisione. Probabilmente non ci sono stati elementi certi per poter coinvolgere. Sembra che la motivazione, perché dipende dal Ministero dell'Interno, riferisse al fatto che comunque poi le azioni fatte dagli uffici amministrativi, diciamo, no? Dagli uffici del comune, comunque erano legali, non c'erano, là c'è stato il voto di scambio, semmai c'è stato il clan che ha portato voti a un candidato. Ci sono stati interessi personali, sembra. Comunque diciamo che una parte del processo di Eraclea è stato fatto, quello, e adesso quello invece che ha l'iter normale deve ancora avere la sentenza definitiva. Forse anche la situazione di atmosfera che si viene in generale, no? Per cui anche di paura, di diffidenza, è un proprio, finché la mafia non esiste. Più di paura o di diffidenza. Allora, noi siamo una regione in cui ognuno tende a fare i fatti propri, no? Certo. Come dire, a girarsi dall'altra parte, purtroppo. Perché? Perché comunque, al di là della presenza mafiosa, da noi c'è anche una visione dello Stato non del tutto positiva, no? La questa tendenza a fare da sé, no? Questa è però l'Italia. Sì, ma anche il Veneto direi soprattutto. Un attimo, no? Solo perché ho la pubblicità che incombe su lo questo Stato ladrone, no? Che ci succhia il sangue, o insomma queste cose qua, e quindi un'ampia zona grigia in cui c'è deregulation, in cui non si pagano le tasse. Siamo il paese con la regione dove c'è un'alta evasione fiscale, dove per esempio siamo il paese in cui
c'è il più alto uso di denaro contante, no? Poco propensi alla tracciabilità, no? delle spese, dei soldi, di come si spendono. E quindi insomma è appunto questa zona grigia, questa area grigia che inquieta e che quindi favorisce le commistioni, favorisce le relazioni tra mafia e professionisti, imprenditori. Poi è vero, c'è anche l'imprenditore che è in difficoltà, poi soprattutto in questo periodo. Esatto, qui torniamo infatti a questo siamo discorso. molto preoccupati per Questo è un altro elemento importantissimo periodo. che non va sottovalutato e non bisogna tirare troppo la corda. Pubblicità, poi rispondiamo anche agli altri vostri messaggi, parliamo anche con Chiara Bonato di Vicenza, torniamo ancora su questi temi tra poco.